Bentornati alla nostra rassegna stampa, vediamo su Telecolor quali sono i fatti principali oggi sulle prime pagine dei quotidiani e vediamo che c'è sempre il Medio Oriente in primo piano, ma si parla anche della riforma della giustizia, del referendum di domenica e lunedì e poi naturalmente ci sono tante altre notizie, ma intanto andiamo a vedere la prima pagina del Corriere della Sera. Colpo al regime, ucciso Larijani, questa è l'apertura. Israele elimina l'uomo forte dell'Iran e il comandante delle forze paramilitari, si dimette il capo dell'antiterrorismo statunitense. E poi Trump al Corriere, stravinciamo, non ci vorrà molto, Meloni, rafforzare l'autonomia dell'Unione Europea. Chi era Larijani? Vediamo, il laico fedele agli Ayatollah, era lui la guida. E poi vediamo sempre in primo piano sul Corriere caos Hormuz, colpito anche l'export di elio. Vediamo le altre notizie, dicevamo il referendum, Nordio spero voti più del 50% e poi campo largo in piazza per il no. La Premier intanto va da Fedez, ospitata durante il podcast del cantante, duello sulla par condicio. Casa nel bosco, vediamo mamma e figli, stop alle telefonate, i bimbi si agitano, quindi la comunità chiede lo stop delle videochiamate della madre ai 3 figli del bosco. La madre è stata allontanata qualche giorno fa dalla casa appunto che ospita questi bambini, adesso le vieterebbero pure di sentire i suoi figli. Il caso Becciu. L'appello sul caso Becciu, processo nullo, tutto da rifare. E qui vediamo Angelo Becciu, il cardinale di 77 anni, condannato per peculato assieme ad altre 9 persone. Andiamo a vedere la Repubblica, colpo al regime di Teheran, questo è il titolo, i raid israeliani uccidono il segretario del Consiglio Supremo Ali Larijani e il comandante della milizia religiosa Soleimani. Trump contro la NATO, ma la guerra spacca l'America perché si dimette, come abbiamo visto, il capo dell'antiterrorismo. L'Iran non era una minaccia, queste le motivazioni che hanno portato appunto al capo dell'antiterrorismo americano a fare un passo indietro. E poi vediamo missile pakistano, c'è questo reportage di Repubblica oggi che vediamo anche in prima pagina, missile pakistano sull'ospedale, strage a Kabul, anziché colpire un obiettivo militare è stato colpito appunto un centro medico e ci sono stati feriti diversi pazienti uccisi lunedì sera. Appunto centinaia di pazienti sono stati vittime di questo attacco. Fratelli d'Italia, la frase shock sul referendum, PM come il cancro, sono le parole che ha pronunciato il senatore Franco Zaffini, presidente della Commissione Sanità e Lavoro, che fa l'ultimo attacco ai magistrati. A un convegno per il sì a Terni, spiega la capo di gabinetto del ministro Nordio, ha detto che è come finire davanti a un plotone di esecuzione. Io dico che è peggio, è come se ti diagnosticano un cancro. Le opposizioni insorgono, linguaggio che offende le toghe e soprattutto i malati. Vediamo nel taglio basso che qui si parla del processo da rifare. Processo d'appello per il cardinale Becciu, condanne annullate e poi notte da incubo in casa per Elai Ayanui, il calciatore della Roma, sequestro e rapina. Andiamo a vedere la Stampa. Trump, NATO, rottura. Sono degli stupidi, le parole del presidente nei confronti dell'Alleanza Atlantica, ucciso intanto Larijani, uomo forte dell'Iran, Crosetto a Hormuz solo con l'ONU. E poi vediamo il caso, migliaia in piazza, adesso Londra scatena la rivolta contro l'intelligenza artificiale. La fotonotizia dedicata a tre miti del cinema americano, vediamo da sinistra Jane Fonda,
al centro Robert Redford, scomparso lo scorso anno, e poi Barbra Streisand, divise da Redford. Questo è il titolo. Streisand ricorda la star agli Oscar. Jane Fonda dice: io ho fatto con lui 4 film, lei solo uno. Un po' di gelosia, diciamo, tra le due donne. Vediamo Avvenire, le teste dell'Idra. Israele decapita ancora i vertici di Teheran, uccisi gli uomini forti Ali Larijani e Soleimani. L'Italia valuta una missione multilaterale ONU nello stretto di Hormuz. E poi restiamo in Libano. Intanto ricordiamo che qualcosa si sta muovendo, si è dimesso il capo dell'agenzia antiterrorismo statunitense, insomma, che non ha condiviso questa guerra in Iran. Israele decapita ancora i vertici di Teheran. Netanyahu chiama gli iraniani alla rivolta, mentre Trump sposta altri marine e navi verso il Golfo. E poi si parla anche di migranti, soccorsi da Emergency, 17 morti in Libia, l'ingegnere salvato e quel sogno in Italia. Ennesima tragedia in mare, almeno 17 migranti sono morti in un naufragio al largo della Libia, lo hanno raccontato i naufraghi che sono stati soccorsi dalla Guardia Costiera libica, che li ha riportati a terra nei centri detentivi, ma ci sarebbero oltre 200 persone in pericolo. Intanto la ONG di Emergency è arrivata a Civitavecchia con 123 migranti soccorsi nel Mediterraneo centrale. Tra loro c'è anche Hassan, 26 anni, sudanese, che ha lasciato gli studi in ingegneria ambientale all'Università di Al-Fashir per scappare dalla guerra nel Darfur settentrionale. Sogna di poter proseguire gli studi e fare un master. Questa è la storia che viene raccontata oggi da Avvenire. Vediamo il resto del Carlino. Anche qui vediamo nel taglio centrale: Iran decapitato il regime, ucciso il capo della sicurezza, ma vediamo anche le altre notizie. A Bologna solidarietà nel nome di Biagi, ma basta con il clima di odio. Il premio del Carlino intitolato al giuslavorista ucciso dalle Brigate Rosse. E sempre a Bologna, rapina una donna in centro e accoltella il soccorritore. Giovane arrestato, ferito il passante. A Bologna ancora, cade dalla banchina e viene travolta dall'autobus. Donna, gravissima, incidente in via Ugo Bassi. E poi vediamo invece nel taglio basso ancora guai per il trapper Baby Gang, che è stato arrestato perché ha dato delle botte alla fidanzata. Quindi a Lecco Baby Gang torna in cella. E poi anche qui terrore per il calciatore della Roma, rapinato e sequestrato in casa. Una storia che ricorda quella raccontata tempo fa da Roberto Baggio, una vicenda più o meno simile. Dei rapinatori sono entrati in casa, hanno sequestrato lui e la famiglia e poi li hanno rapinati. Il Messaggero: Iran, colpo al vertice del regime, Israele elimina il numero 1 politico e il capo delle milizie, Trump, solo i paesi arabi ci aiutano. E poi l'affondo sulla NATO, la NATO immobile, il capo dell'antiterrorismo americano lascia. Caro petrolio in America, negli Stati Uniti, diesel oltre i $5 al gallone, pressing di Roma in Unione Europea, rivedere le tasse green. E poi vediamo questa foto nel taglio centrale, una storia: rovinato dalla mala sanità e nessuno chiede scusa. È la storia di Piero con la moglie Giuseppina, appunto, che vediamo in questa foto. Una storia che può capitare ad altri, ecco perché è stata raccontata, perché quando la malasanità si accanisce e mortifica la vita delle persone e il loro diritto ad essere curate, e curate molto bene, viene giù una fondamentale impalcatura civile. Anche qui vediamo Meloni che va da Fedez a spiegare la riforma dopo che la Schlein ha rifiutato. Il Giornale: si vota già,
Allarme brogli all'estero, così la CGIL spinge il no, urne aperte già per gli italiani oltre confine, duplicati e truffe, boom di segnalazioni. E poi Giorgia va da Fedez e urlano al regime, ma Elli appunto aveva rifiutato. Il Sole 24 Ore, vediamo le altre notizie. Intanto il diesel record, si studia un bonus da 100 euro, un aiuto per i redditi più bassi, autotrasporto per 3 mesi, credito d'imposta del 28% e poi appunto vediamo effetto guerra, gasolio al top dal 2022 più 19,5%, IVA solo 130 milioni in più al mese. Petrolio e borse europee in rialzo. Leggiamo ancora sul Sole 24 Ore, difesa, l'high tech meglio dei big. I listini puntano sulla fine del conflitto, oggi e domani Fed e BCE decidono sui tassi. E poi c'è un mercato che sta andando bene, quello discografico. Nel 2025 i ricavi musicali battono quelli del cinema. Olli da record, primo vincitore a Sanremo, a dominare anche nelle classifiche. Vediamo il Sole, il Fatto Quotidiano, scusate. Pure Del Mastro dietro il ristorante del mafioso. Si parla del sottosegretario alla giustizia, il locale aperto a Roma da un condannato, le 5 forchette SRL, bisteccheria d'Italia gestita da un uomo legato ai Senese e di una società in cui il politico fino a un mese fa aveva delle quote. Questo in primo piano, ma vediamo anche in alto referendum, l'imparar condicio del sì in TV e i dossier sulle toghe del no, gli ultimi colpi del governo prima del voto. E ancora vediamo intervista oggi sul Fatto al Nobel Stiglitz, errori dell'Unione Europea sul gas russo e le rinnovabili, e poi vediamo appunto l'Iran, uccisi altri 2 capi, Pasdaran sempre più forti, e poi via l'uomo di Trump. Restiamo sempre qui, leggiamo Biennale a Giuli, 0 irregolarità sull'invito ai russi, il dossier buttafuoco. Continua un po' questo braccio di ferro tra il ministro della cultura e il presidente della Biennale Buttafuoco, lo vediamo anche sul Libero, butta fuoco le carte, Biennale e Russia, Giuli mobilita i suoi avvocati, l'articolo appunto di Pietro Senaldi. Ci fermiamo con questa prima parte della rassegna stampa, ritorniamo tra poco con altre notizie, i fatti regionali e gli ultimi aggiornamenti dal nostro sito siciliaweb.it. Bentornati, seconda parte della nostra rassegna stampa. Ripartiamo dai fatti delle ultime ore su siciliaweb.it, vediamo gli ultimi aggiornamenti. Intanto in apertura questa operazione, il latitante del clan Mazzei è stato arrestato nel catanese, si era reso irreperibile dopo una condanna. Andiamo a vedere appunto questa notizia, è stato condannato con sentenza passata in giudicato a 13 anni e 10 mesi di reclusione per associazione mafiosa e altri reati. Ma Maurizio Motta, 57enne, esponente del clan Mazzei, dopo la sentenza emessa l'8 gennaio scorso si era reso irreperibile. Agenti della squadra mobile della questura di Catania, grazie al supporto tecnologico di personale del servizio centrale operativo, sono riusciti a scoprire dove si nascondeva e lo hanno arrestato, notificandogli l'ordine di esecuzione pena emesso dalla Procura Generale di Catania. Dalle indagini è emerso che Motta si nascondeva a Fiumefreddo di Sicilia, appunto nel catanese. Torniamo alla prima pagina per vedere anche le altre notizie. Intanto questo assalto da film ad Acireale con a Catania con la Ruspa, scardinano bancomat e bloccano strada con il camion. E poi ancora vediamo mazzata alla contraffazione, sequestri per
11.000 vestiti e accessori, e ancora gasolio irregolare nel distributore, sequestrati 9.000 litri. Queste alcune notizie di questa mattina. Andiamo a vedere appunto questa lotta alla contraffazione. Dicevamo 11.000 capi sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Catania assieme a degli accessori. In due interventi. Nel primo caso sono stati effettuati controlli in alcune bancarelle in pieno centro storico di Catania, nella zona di Corso Sicilia, che occupavano gran parte di un marciapiede. Alla vista dei finanzieri, il gruppo di ambulanti è fuggito, disperdendosi tra la folla del mercato della Fero Luni, e poi c'è stato quest'altro sequestro invece a Mister Bianco, in un deposito di Mister Bianco, circa 1.000 pezzi riportanti marchi contraffatti di note griff come Gucci, Louis Vuitton, Ferragamo, Yves Saint Laurent, Michael Kors, Prada, Burberry, Lacoste, Moncler, Guess, alcune appunto delle marche di questa merce che è stata sequestrata. Ma torniamo adesso alla lettura dei quotidiani oggi in edicola. Andiamo a vedere la prima pagina di Repubblica Palermo. C'è il referendum in apertura, lite nel centrodestra, l'ira di Fratelli d'Italia contro la galla, troppo prudente sul sì, e spunta un documento dei sindaci civici, fascicoli accatastati e organici carenti. Intanto c'è questo viaggio che fa oggi Repubblica Palermo nei mali dei tribunali, che però la riforma non cura. Vediamo di spalla Messina, dolore e rabbia ai funerali di Daniela, la donna di Messina, vittima di femminicidio. Ancora si parla di politica siciliana, c'è la rivolta dei sindaci dei piccoli comuni contro il tetto dei mandati, ci candidiamo lo stesso. E poi vediamo le relazioni pericolose di Tamaio nel paese della Boss a Favara. E ancora Montagna Reale, una strage senza colpevoli a Montagna Reale, dove sono stati trovati i corpi senza vita di 3 cacciatori, 50 giorni senza un colpevole ma con un indagato per omicidio su cui gli inquirenti stanno cercando riscontri e che non è ancora stato raggiunto da una misura cautelare. Vediamo la notizia, la fotonotizia dedicata alla Palermo che ieri pareggia con la Juve Stabia 2-2, rosa Beffati dopo la rimonta, solo un pari appunto con la Juve Stabia. Andiamo a vedere all'interno l'apertura dedicata, dicevamo, al referendum, lite sul referendum, la galla nel mirino di Fratelli d'Italia, firma un appello per il sì. Il sindaco accusato di disimpegno dal partito alleato, Varchi, chi non c'è oggi non ci troverà al suo fianco domani. Queste le parole di Carolina Varchi, il primo cittadino critico sui toni contro i PM, ultimatum dei meloniani sul sostegno poi per le comunali. Andiamo sull'altra pagina, intanto questa inchiesta di Repubblica Palermo su quello che accade nei tribunali vuoti in pianta organica e montagne di fascicoli, i mali dei tribunali isolani, emergenze strutturali, software inadeguati e tagli ai fondi per 25 milioni, i guai del sistema che la legge Nordio ignora. Ancora andiamo a vedere questa notizia, sempre dalla prima pagina. I sindaci contro il tetto ai mandati. Ci candidiamo ugualmente. Da Serra di Falco a Terrasini è rivolta per il no dell'ARS alla norma nazionale che prevede appunto il terzo mandato per i comuni più piccoli, per i sindaci naturalmente. Una decina di primi cittadini sono pronti ad appellarsi al TAR. E ancora, per quanto riguarda la cronaca, ieri l'ultimo saluto a Daniela, la donna uccisa dall'ex compagno con 30 coltellate. Messina saluta Daniela, l'accusa della figlia, istituzioni immobili in centinaia per i funerali della donna uccisa, dicevamo, dall'ex, il ricordo di un testimone. Nel 2008 salvai una ragazza da Bonfiglio, Santino Bonfiglio, appunto l'assassino che è stato arrestato ma che in passato
aveva già ha avuto precedenti appunto con altre donne proprio per violenza ed era stato già arrestato. Vediamo la Sicilia di oggi con appunto i funerali di Daniela nel nome della madre. Questo è il titolo, la figlia della vittima del femminicidio. Ti farò giustizia, mai più. Questo orrore, commozione e rabbia ai funerali di Daniela. Andiamo a vedere all'interno anche qui il resoconto di questa giornata. Nel pomeriggio ai funerali, in serata una fiaccolata e il Duomo gremito per l'ultimo saluto alla donna uccisa, l'arcivescovo, la città sconvolta. Ieri sera appunto in centinaia hanno partecipato a questa fiaccolata. La nipote ha detto: non sono bastate le denunce a muovere le istituzioni, il pastore evangelista, il femminicidio nasce dalla cultura del possesso. Dicevamo che a celebrare i funerali è stato l'arcivescovo Monsignor Giovanni Accolla, che ha detto nell'omelia: sconvolgente pensare che non è ancora passato un anno dalla morte di Sara Campanella e già la nostra città deve fare il conto con un'altra tragedia, anch'essa sconvolgente. Andiamo a vedere anche la situazione meteo in Sicilia, la Sicilia colpita dal maltempo, da questo vortice Iolina, e ancora danni sono stati registrati nel messinese a Savoca, prima il boato e poi la frana. Tragedia sfiorata ma nessun ferito. Dopo 2 giorni di pioggia cede un pezzo di costone, strada chiusa in centro storico, e vediamo qui le immagini di questa frana nel borgo storico che è diventato celebre anche grazie al film Il Padrino. E poi vediamo allerta meteo, le decisioni i sindaci le prendono in chat, se è arancione chiudiamo. Amenta, presidente di ANCI, illustra la prassi che porta a limitare l'accesso nei luoghi pubblici. Ci sono anche le parole del capo del Dipartimento regionale di protezione civile Salvo Cocina: serve studiare, possono esserci rischi anche con il solo giallo, quindi non è matematicamente certo che un'allerta rossa possa essere devastante, perché anche con un'allerta gialla si sono registrati danni importanti. E poi vediamo sempre su questa pagina questo caso che arriva da Modica: scuole aperte, partono gli insulti social verso il sindaco, la sindaca Monisteri, che ha detto: finora ho fatto la mamma, ora però querelo tutti. Vediamo il giornale di Sicilia e leggiamo questa notizia: più turisti dall'estero e meno dall'Italia. I dati in uno studio, il settore resta un pilastro dell'economia siciliana. E poi invece a Mondello si pagherà un canone doppio, la regione incasserà anche sui bar, fari accesi, sui lidi in subappalto. La Gazzetta del Sud, anche qui ovviamente in prima pagina Messina, una fiaccolata per Daniela. Ieri sera a Piazza Duomo circa 200 persone si sono ritrovate per un momento di riflessione e ricordo della Zinnanti, vittima di femminicidio. Nel pomeriggio grande partecipazione ai funerali in cattedrale celebrati da Monsignor Accolla. E anche qui vediamo il turismo in Sicilia cambia pelle, perché ci sono sempre più stranieri. Nel taglio basso, ieri una giornata da incubo sulle strade siciliane, incidenti tra Villafranca e Milazzo, caos per 8 ore sull'autostrada Trappola. Sulla A20 c'è stato un maxi tamponamento, coinvolti 80 mezzi. La A20 è stata chiusa alle 8:30 ed è stata riaperta nel pomeriggio. Vediamo qualche notizia di sport. Intanto dicevamo il Palermo non riesce ad andare oltre il pari con la Juve Stabia, finisce 2-2, il Palermo la ribalta col cuore e carattere, ma poi arriva la beffa. Poi Giampaolo e Bani rimontano il vantaggio di Leone, ma la Juve Stabia non si arrende trovando il gol del pari con Mosti
E vediamo il Palermo in classifica a 58 punti, mentre al primo posto c'è il Venezia con 67. E poi le parole di Pippo Inzaghi: nel primo tempo non eravamo noi. Il tecnico sottolinea la bella reazione mostrata dalla squadra. Ripartiamo dalla prova della ripresa. Parliamo anche della Serie C e della Catania, che oggi presenta il nuovo allenatore, William Viali. Il Catania ricomincia con la grinta di Viali per inseguire la Serie B. Il primo impatto del sostituto di Toscano tra cambi tattici, aggressione degli spazi e il rapporto con il gruppo. Lo vediamo qui in questa foto dopo la firma del contratto avvenuta ieri. Ci fermiamo con questa notizia, grazie per averci seguito e vi ricordo che la rassegna stampa ritorna domani mattina.